Un ragazzo di Roggiano Gravina muore di Covid in ospedale dove era giunto la notte scorsa con un'ambulanza del 118. La Fondazione Gimbe avverte: in Calabria trend del contagio in crescita, 741 positivi ogni 100.000 abitanti, saturi i reparti sia in area medica che in terapia intensiva e oggi altri 9 decessi. Uno dei 5 congelatori che contengono le dosi di vaccini ubicati ad Aprigliano trasportato a Castrovillari, le perplessità dell'AIL che li gestisce. Nel fine settimana in Calabria va in scena il Vax Day, destinato alla fascia d'età dai 60 ai 79 anni, ma per aderire necessita la prenotazione. Le mani della mafia sul sistema turistico, indagine demoscopica, 4.500 in Italia le imprese a rischio, riciclaggio tra i sistemi più fragili quello calabrese. Buonasera dalla redazione del TG10, in primo piano la pagina del Covid con una tragedia. Purtroppo un ragazzo di Roggiano Gravina è morto a 21 anni, era positivo così come molti membri della sua famiglia, è giunto in ambulanza con 118 all'Annunziata e poi è espirato. Sentiamo. Si chiamava Vincenzo e avrebbe compiuto 21 anni tra qualche mese, il giovane di Roggiano Gravina stroncato dal Covid, una storia che ha scosso gli abitanti del piccolo centro in provincia di Cosenza. Vincenzo da alcune settimane era risultato positivo al virus, come i genitori, era in quarantena a casa insieme alla mamma, le loro condizioni non destavano particolari preoccupazioni e così erano sottoposti a terapia domiciliare. Era in cura con un antibiotico somministrato di norma ai pazienti affetti da coronavirus che presentano sintomi lievi. Improvvisamente però la situazione è precipitata. La notte scorsa il quadro clinico del giovane si è aggravato, aveva difficoltà respiratorie, così è stato allertato il 118. L'ambulanza è giunta tempestivamente, ma secondo quanto si è appreso il ragazzo avrebbe avuto una serie di arresti cardiaci. Inutile la corsa in ospedale, per il 21enne non c'è stato nulla da fare. Dolore e sgomento per la mamma rimasta sola a casa, per il papà ricoverato in ospedale e per gli altri familiari. Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità di Roggiano Gravina. Calano i ricoveri in area medica in terapia intensiva, lo vedremo poi nel bollettino, ma resta comunque delicata la situazione negli ospedali calabresi. Oggi facciamo un viaggio da Catanzaro a Cetraro, ci sono diversi ricoveri di soggetti giovani che necessitano di aiuto per la respirazione e c'è la zona dello Ionio, in particolare nella provincia di Cosenza, che preoccupa e ci sono molti pazienti nella provincia di Cosenza che vengono trasferiti in strutture extraprovinciali. Sentiamo. Calano di 9 unità i ricoveri in area medica e di 3 quelli in terapia intensiva, ma sono diverse le situazioni severe che i medici degli ospedali calabresi sono costretti ad affrontare. La situazione praticamente non può essere vista diversamente da come era qualche settimana fa e qualche mese fa. Siamo in una situazione di piena emergenza. Ripeto, c'è stata una lieve riduzione del numero dei ricoverati nel nostro ospedale. Per esempio nel mio reparto fino a qualche settimana fa eravamo sempre con un numero di pazienti intorno a 37-38. Adesso oggi avevamo 32 pazienti, 2 li stavamo dimettendo, però di questi 32 pazienti deve considerare che almeno 11 sono pazienti che sono in terapia subintensiva, cioè sono con alti flussi e con una ventilazione non invasiva, per cui pazienti che hanno una condizione clinica molto grave, per cui non abbiamo anche una paziente gravida al secondo mese positiva, aspettavamo un paziente che deve fare dialisi, quindi un nefropatico anch'esso positivo che deve essere anch'esso ricoverato, per cui la situazione non è assolutamente tranquilla, anzi i casi clinici e le persone che sono da noi ricoverate stanno abbastanza, diciamo, male. Sono ancora numerosi i pazienti che dalla provincia di Cosenza, la più colpita da questa terza ondata, vengono trasferiti in strutture extraprovinciali. Il primario della terapia intensiva del nostro ospedale mi diceva che stava aspettando delle persone che venivano non proprio da Cosenza ma del Cosentino, quindi anche questa situazione è una situazione, diciamo, che si sta verificando. Il virus sembra aver cambiato obiettivo, forse si cominciano a raccogliere i frutti della vaccinazione dei soggetti anziani, ma complici le nuove varianti si è abbassata l'età media dei pazienti che presentano quadri clinici complicati. Stiamo riscontrando delle brutte polmoniti, soprattutto in pazienti giovani, quindi con un'età media sui 45-50 anni.
Sono pazienti che dobbiamo gestire con alti flussi o comunque con ventilazione non invasiva, quindi pazienti comunque molto delicati. Siamo pieni e in più c'è un rapido turnover, cioè non appena dimensiamo dei pazienti subito vengono sostituiti da nuovi ingressi. Pazienti che arrivano prevalentemente dall'Alto Ionio Cosentino, diciamo dai vari focolai noti della provincia di Cosenza, zone di Corigliano Rossano, da quali arrivano molti pazienti, anche zone più interne, da Acre per esempio. Ho notato nuovi arrivi anche da Rocca Imperiale, Campana, insomma diverse zone con diversi focolai e quindi numerose ospedalizzazioni. Sì. C'è un altro dato oggi molto preoccupante, molto triste, quello dei decessi, sono 9 e la quota purtroppo dall'inizio della pandemia qui in Calabria si avvicina ai 1000 decessi, sono tantissimi, la maggior parte ancora una volta in provincia di Cosenza, sentiamo. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 691.199 soggetti, più 3.220 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 56.468, più 402 rispetto a ieri. I casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 126, a Catanzaro 80, a Crotone 64, a Vibo Valentia 24, a Reggio Calabria 108, da altra regione stato estero 0. I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 467 nei reparti di malattie infettive e 44 nelle terapie intensive, 9 le vittime nelle ultime 24 ore, 967 in totale dall'inizio della pandemia. Naturalmente per affibbiare una colorazione alla regione si guardano i dati della settimana precedente e si va verso l'arancione. La Fondazione Gimbe dice che peggiora l'indice in Calabria, è sopra la soglia di saturazione l'occupazione posti letto sia in area medica che nei reparti di terapia intensiva. Va avanti anche la vaccinazione, non senza problemi, andremo a vedere a vivo cosa succede, dove è stato necessario addirittura l'intervento delle forze dell'ordine. Quasi sicuramente la Calabria resterà in zona arancione, domani si attendono i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, ma intanto, secondo il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe relativo alla situazione della regione, in peggioramento nella settimana 14-20 aprile in Calabria l'indicatore relativo ai casi di Covid-19 attualmente positivi per 100.000 abitanti, anche se si registra una diminuzione dei casi del 2,2% rispetto al dato analogo della settimana precedente. Consistente la pressione sulle strutture ospedaliere. Sopra la soglia di saturazione, infatti, l'occupazione dei posti letto sia in area medica al 50% che in terapia intensiva al 31%. La percentuale invece di popolazione calabrese che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 7,1%, a cui si aggiunge un ulteriore 7,7% solo con prima dose. Secondo Gimbe, però, il decreto aperture è un atto di coraggio sul filo del rasoio per rilanciare le attività e placare le tensioni sociali, ma se passa il messaggio liberi tutti, la stagione estiva è a rischio. Intanto vi mostriamo cos'è accaduto ieri pomeriggio a Vibo Valentia, al Palazzetto dello Sport, luogo deputato per la campagna vaccinale. Sono dovute intervenire le forze dell'ordine per riportare la situazione alla normalità. Guardate, la gente ha letteralmente preso d'assalto le vie d'ingresso alla struttura, creando assembramenti e mettendo a rischio la salute. Vedete, le persone si sono accalcate senza mantenere la distanza di sicurezza, e tutto per l'inoculazione dei vaccini. Immagini eloquenti che non hanno bisogno di alcun commento. Davvero un controsenso, speriamo che vada meglio nel weekend, quando la Calabria sarà impegnata nella Vax Day. Anche per questo probabilmente si è scelto poi di affidarsi alla prenotazione su piattaforma, quindi un po' di burocrazia, ma per ottenere risultati migliori anche per quanto riguarda l'organizzazione. Agli 8 centri già annunciati se ne aggiungono altri 6 in provincia di Cosenza. Da oggi è attivo anche un servizio SMS per le prenotazioni, poi al termine del servizio l'intervista al direttore sanitario dell'ASP di Cosenza, Martino Rizzaco, che risponderà a tutte le nostre domande.
Sabato 24 e domenica 25 aprile in 8 centri di somministrazione di 5 province calabresi è in programma il Vax Day, la vaccinazione di massa per le persone tra i 60 e i 79 anni di età e per i soggetti fragili. Sarà a disposizione di tutti coloro i quali si presenteranno per essere vaccinati previa prenotazione sulla piattaforma di Poste Italiane. Sarà a disposizione il vaccino AstraZeneca, uno dei 3 vaccini che vengono utilizzati in tutta Italia, in tutta Europa e in tutto il mondo e che sta dando grandissimi risultati. Le somministrazioni saranno eseguite dalle 9 alle 22 a Catanzaro presso l'Hub Ente Fiera di Catanzaro Lido, a Cosenza presso l'ospedale da campo, a Reggio Calabria presso il GOM e il Palazzo Tommaso Campanella, a Crotone nella sede della Croce Rossa, a Vibo Valencia al Pala Valencia, a Corigliano Rossano al Palabrillia, mentre a Siderno al Palasport. Per quanto riguarda la provincia di Cosenza, sono stati aumentati i centri vaccinali nel pomeriggio per il Vax Day, a Rende, al Parco Acquatico, a Montalto, a San Giovanni in Fiore, a Roiano, a Castrovillari nel nuovo centro La Locomotiva e a Paola. Verranno raddoppiate il numero di dosi, è un valore simbolico anche il fatto che questo giorno sia il giorno della liberazione, perché soltanto tramite i vaccini potremo liberare la Calabria dal Covid. Intanto il Dipartimento Salute della Regione rende noto che si potrà prenotare il vaccino anche semplicemente inviando un SMS con il codice fiscale al numero 339 9903 947. Entro 48-72 ore gli interessati verranno ricontattati dal servizio clienti di Poste Italiane per procedere telefonicamente alla scelta di luogo e data dell'appuntamento. Il servizio è attivo H24. La prenotazione via SMS si aggiunge a tutte le altre possibilità già a disposizione, come la piattaforma online, gli ATM di Postamat, il numero verde e i portalettere attraverso il palmare in dotazione. Noi stiamo cercando di cambiare qualcosina. E infatti, oltre agli hub che sono stati indicati, noi attiveremo degli ambulatori dove sarà possibile vaccinarsi sempre previa prenotazione, ma più prossimi alla popolazione. Quindi noi intensificheremo le attività nei nostri ambulatori vaccinali dei diversi distretti, in maniera tale da consentire un accesso facilitato a chi volesse appunto vaccinarsi, sempre rientrando nelle categorie previste. Ci sarà spazio anche per i soggetti, gli accompagnatori, ovviamente con un'autocertificazione che dovrà dimostrare l'averne diritto. Il servizio vaccinazione a domicilio, oggi ci saranno gli ultimi dettagli con i medici di base e partirà. Non solo, ma da qualche giorno è attivo anche un team mobile dell'esercito che sta portandosi nei comuni più periferici dove non è stato ancora possibile vaccinare persone non deambulanti per garantire questo servizio. Basta mandare un SMS e anche sulla prenotazione può essere indicato il fatto che uno non riesca a vaccinarsi negli ambulatori. A noi è arrivata già un elenco da parte della regione, della tra virgolette piattaforma, di soggetti che non riescono a vaccinarsi in ambulatorio. Poi c'è l'aiuto dei medici di medicina generale che a loro volta ci stanno fornendo i loro elenchi. Stiamo facendo di tutto per avere nuovo personale che, come sapete, è difficile da reperire, specialmente quando si parla di assunzioni temporanee. Un problema grosso che abbiamo è anche quello del personale amministrativo, perché sapete che dietro ogni vaccinazione c'è tutta una procedura burocratica che consiste nell'inserimento in quella famosa piattaforma dei soggetti vaccinati, e lì è un altro problema che si sta rilevando
importante, perché noi aumentiamo il numero di vaccinazioni che possiamo fare, ma poi ci troviamo di fronte a un ritardo nell'inserimento dei dati, e questo ovviamente non deve succedere. Vi raccontiamo adesso la storia di un freezer, un congelatore. Lo abbiamo visto qualche mese fa quando siamo andati a visitare l'URB di Aprigliano per spiegare che erano degli strumenti, delle attrezzature che sarebbero potute servire poi per i vaccini, e così è stato. Questo freezer, però, uno dei 5 che sono in uso in questo centro, sono dell'ASP, ma sono gestiti anche dall'AIL, è stato trasferito. Vediamo un po'. Siamo ad Aprigliano, questo è il congelatore, l'ASP, una disposizione urgente, è venuta a prelevare, congelatore meno 80 che l'ASP è venuta a prelevare perché sia trasportato a Castrovillari. È uno dei congelatori che può conservare le preziose dosi di vaccino anti-Covid Pfizer, perché può arrivare alla temperatura di meno 80, ubicato nella sede di Aprigliano dove sono state girate queste immagini. Il freezer, che può contenere oltre 4 pizza box, ognuno con 195 flaconi per un totale di 11.000 vaccini, è stato prelevato e trasferito a Castrovillari. Il surgelatore, di proprietà dell'ASP, è gestito dall'unità di ricerca biotecnologica dell'AIL, l'Associazione Italiana Leucemie, che dall'inizio della pandemia ha dato disponibilità di collaborazioni con le istituzioni e oggi riflette, anzi esprime perplessità sulle modalità. Quando in passato abbiamo messo a disposizione i laboratori dell'URB di Aprigliano anche per essere utilizzati per questa campagna vaccinale, speravamo di poter dare un'accelerata importante all'attività. E devo dire che questa equipe che viene al mattino è molto in gamba. Faccio i miei complimenti al dottor Nunzio Conforti che ne è a capo. Però loro fanno di tutto, ma pagano lo scotto di dover al mattino aspettare i vaccini che arrivino da Serraspiga, dalla farmacia centrale. Allora mi chiedo se questa decisione di spostare uno di questi congelatori meno 80 alla farmacia territoriale di Castrovillari agevoli o renda ancora più difficoltoso il percorso. Lì al mattino c'è tanta gente all'URB che è prenotata per fare il vaccino, però spesso è costretta a lunghe attese, e questo non va bene, perché secondo me le cose si potrebbero migliorare e di tanto. Noi abbiamo messo a disposizione del personale, potremmo fare molto di più se solo ci si sedesse per capire come le varie forze possono unirsi e lavorare in sinergia. Adesso andiamo in un paesino del Catanzarese che non conosce il Covid, è Cicala, 900 abitanti, nessun positivo, grazie anche alla cautela e all'adozione dell'immediato di misure restrittive da parte dell'amministrazione comunale. È stato ottenuto questo risultato. Sentiamo. Anziani distanziati sulle panchine nella piazza del paese. Siamo a Cicala, 906 abitanti, in provincia di Catanzaro. Il centro è Covid free in Calabria, nessun contagio né nella prima né nella seconda né nell'ondata che stiamo vivendo del Covid. Il segreto, dice il sindaco, è stato il rigore con cui i cittadini hanno seguito le regole. I primissimi giorni uscivo solo io era un ambiente bruttissimo, tetro. Come ho potuto vedere non è che ci sia tantissima gente, però non c'era proprio nessuno. Faceva impressione camminare per le strade e non vedere nessuno. Certo. Persino i commercianti, ai quali attraverso un'attenta campagna di sensibilizzazione abbiamo cercato di favorire la consegna a domicilio della spesa, quindi evitare che il cittadino avesse la necessità di uscire. E credo che siano stati tanti questi piccoli accorgimenti. Abbiamo evitato proprio l'ambulante, il mercato. È un paesino che vive più che altro con dei impiegati, poca agricoltura e poi c'è tanto pensionamento, quindi diciamo che grosso modo l'effetto economico in larga scala non si è risentito. Poi addirittura ci sono stati pure gli aiuti del governo,
e della regione che hanno dato i buoni alimentari, quindi diciamo che quasi quasi qualcuno ha avuto più di quello che avrebbe avuto ordinariamente. Con la stessa determinazione si affronta la campagna vaccinale. Gli ottantenni hanno fatto la seconda dose, il primo 32%, da qui a 15 giorni si completerà tutti gli ottantenni. E i cittadini collaborano. Rispettiamo le distanze, usiamo le mascherine, tutto quello che bisogna fare. E adesso andiamo invece a vedere cosa può cambiare nei prossimi giorni. Abbiamo già detto che ci aspettiamo una colorazione arancione, quindi una continuità purtroppo con questa colorazione che testimonia la situazione difficile in Calabria. Ma cosa cambia? Vediamo. Arriva il decreto riaperture, il Consiglio dei Ministri è stato chiamato a dare il via libera al nuovo decreto valido dal 26 aprile al 31 luglio. Il provvedimento prevede che sarà mantenuto almeno fino al 1 giugno il coprifuoco alle 22. Un tagliando al decreto riaperture, secondo fonti di governo, sarà però applicato a metà maggio per allentare eventualmente le misure nel caso che i dati epidemiologici lo permettano. Lo scopo pare sia quello di eliminare o far ripartire il provvedimento dalle 23. Nodo cruciale e fortemente dibattuto è la scuola. Dal 26 aprile fino alla fine dell'anno scolastico si torna in classe anche nelle scuole superiori. La presenza è garantita in zona rossa dal 50% al 75%, mentre in zona gialla e arancione dal 70% al 100%. Per le università invece, in zona gialla e arancione le attività si svolgeranno prioritamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno. Fino al 15 giugno in zona gialla e arancione è possibile andare a trovare amici o parenti in un'abitazione privata diversa dalla propria in 4 persone al posto di 2. Si potrà spostare da una regione all'altra solo chi è munito di certificazione verde, anche se si trova in zona rossa o arancione. Può avere il certificato verde chi ha completato il ciclo di vaccinazione, chi si è ammalato di Covid ed è guarito e chi ha effettuato test molecolare o test rapido con esito negativo entro le 48 ore. Cinema, teatri e sale concerto potranno autorizzare la presenza di un numero maggiore di spettatori. Per gli eventi sportivi è autorizzato un numero maggiore di 1000 spettatori per gli impianti all'aperto e di 500 per quelli al chiuso. Mario Draghi mantiene ancora un certo rigore sulle regole da seguire per fronteggiare il contagio da Covid-19, andando anche contro le richieste di tutti i presidenti di regione che invece hanno chiesto a gran voce la proroga del coprifuoco dalle 22 alle 23, la ripresa delle attività individuali in palestra al chiuso e in piscina all'aperto già a partire dal 26 aprile. Insomma, una riunione dei ministri piuttosto animata che ha fortemente segnato lo scontro nel governo sul nodo coprifuoco. L'unica certezza sono i 3 comportamenti sempre validi da seguire: indossare la mascherina, lavare o igienizzare spesso le mani e mantenere la distanza. Ci si aspettavano novità per la sanità calabrese dalla conferenza Stato-Regioni, è arrivato un impegno, una promessa a sbloccare celermente i primi 60 milioni di euro previsti per il 2021 dal decreto Calabria, quello che hanno ottenuto dal Ministro della Salute Roberto Speranza e deputati e senatori calabresi che sostengono il governo Draghi. Un incontro chiesto per affrontare l'emergenza sanitaria nella Regione che si ripercuote sul contrasto al Covid. Da Speranza i parlamentari hanno ottenuto anche un canale permanente di interlocuzione e la disponibilità a venire di persona in Calabria al più presto per verificare le criticità esistenti. Speriamo che basti, anche perché di impegni negli anni passati ne sono stati presi tanti, però poi non si sono concretizzati e i frutti e i segni sono sotto gli occhi di tutti purtroppo. Le mani della mafia sul sistema turistico, cambiamo argomento, è un'indagine di Demoscopica, 4.500 in Italia le imprese a rischio, il riciclaggio, tra i sistemi più fragili c'è quello calabrese. L'emergenza sanitaria ha aumentato la crisi di liquidità da parte delle imprese italiane, soprattutto nel comparto turistico. Demoscopica stima che oltre il 13% delle imprese del comparto turistico a rischio default, cioè a rischio fallimento, potrebbero subire coercitivamente l'infiltrazione economica da parte della criminalità organizzata. E effettivamente i principali sodalizi criminali italiani hanno innescato una vera e propria strategia di welfare
criminale, garantendo in qualche modo la sopravvivenza dell'impresa, la copertura del livello di indebitamento dell'azienda e una maggiore solidità finanziaria con l'ingresso nella compagine societaria. Le mafie hanno necessità, avendo ingenti capitali illegali, di dover ripulire questo circuito in un sistema non più criminale ma è legale. Ma questo effettivamente ha alimentato un vero e proprio controllo economico e sociale da parte della criminalità organizzata nel nostro territorio regionale e in Italia, con l''ndrangheta che su oltre 2 miliardi di giro d'affari stimato di welfare criminale rappresenta in qualche modo il 40% di questo giro illegale, una vera e propria pratica criminale che ha alimentato, dicevo, l'attività di riciclaggio e le pratiche estorsive e usuraie. E adesso ancora la cronaca: un gruppo criminale dedito all'estorsione e all'usura è stato scoperto e sgominato dai carabinieri di Bergamo, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Brescia nei confronti di 13 persone ritenute legate ad ambienti 'ndranghetistici. Un sistema di estorsioni nell'ambito dei trasporti di merce tramite un meccanismo di false acquisizioni societarie, fallimenti fraudolenti, fornitura di prestiti a tasso usuraio e reimpiego di capitali illeciti. Questa mattina i militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Brescia su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia nei confronti di 13 persone ritenute legate agli ambiti 'ndranghetistici. L'operazione è la seconda fase di un'indagine sulla 'ndrangheta a Bergamo e Crotone, che aveva già portato a 4 fermi di indiziato di delitto lo scorso 10 febbraio. Tra gli indagati ci sono appartenenti al clan Arena operanti a Isola Caporizzuto. Gli uomini del clan, dopo essersi stanziati definitivamente nel territorio bergamasco, avevano anche creato un sistema di prestiti con tasso usuraio e in un caso specifico, a fronte di un prestito elargito ad un imprenditore, avevano ottenuto in maniera sproporzionata rispetto a quanto prestato la parte di una vendita di un immobile venduta a un prezzo totalmente fuori mercato. Nel 2014 è stato anche dato fuoco a decine di camion in una ditta di trasporti di Seriate, sequestrate anche 4 villette situate sul lungomare di Cutro, già appartenute ad un esponente di spicco della cosca Grande Aracri, detenuto in carcere e i cui familiari venivano nel frattempo mantenuti da uno degli indagati. Vediamo adesso cosa è successo oggi nell'economia con la rubrica sulla borsa. Le borse europee chiudono il rialzo nel giorno della BCE, mentre Wall Street prosegue contrastata. La Banca Centrale Europea ha mantenuto inalterati i tassi, la dotazione del programma PEP 1.850 miliardi e la durata dello stesso almeno fino a marzo 2022, confermando un'accelerazione significativa degli acquisti di asset nel trimestre in corso. Inoltre il Consiglio direttivo rimane pronto a adeguare tutti gli strumenti a disposizione per sostenere la ripresa. Christine Lagarde ha sottolineato che l'incertezza continua a caratterizzare l'outlook a breve e che un ampio grado di accomodamento monetario resta necessario. Tuttavia, con i vaccini e la fine dei lockdown è previsto un deciso recupero delle attività nel medio termine. Sullo sfondo restano le preoccupazioni legate alla recrudescenza del Covid in alcune aree del mondo, che rischia di compromettere la ripresa e il rally dell'azionario. Negli USA meglio delle attese, il leading index di marzo più 1,3%, mentre calano le vendite di abitazioni esistenti. In Italia a febbraio il fatturato dell'industria è cresciuto dello 0,2% mensile e dello 0,9% annuale. A Piazza Affari il FTSE MIB archivia gli scambi in progresso dell'1% positivo, come il FTSE 100 di Londra più 0,6%, il DAX di Francoforte più 0,8%, il CAC 40 di Parigi più 0,9% e l'Ibex 35 di Madrid più 1,5%. Contrastata Wall Street col Dow Jones meno 0,2% e l'S&P 500 flat e Nasdaq più 0,3%.
Sul Forex l'euro-dollaro si riduce leggermente a 1,201, mentre il cambio tra biglietto verde e yen risale lievemente a 108,2. Scambiano poco mosse le quotazioni del greggio, con il Brent più 0,1 a 65,4 dollari e il VTI più 0,1 a 61,4 dollari al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si attesta a 101 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,75. Tornando infine a Piazza Affari, fra le aziende più capitalizzate avanzano soprattutto Nexi, più 5%, seguita da Enel, più 2,7%, Inwit e Moncler, più 2,2% e STM, più 2,1%. Arretrano invece Diasori, meno 1,2% e Unicredit, meno 0,7%. Grazie e buon proseguimento di serata. Adesso vediamo che tempo farà nelle prossime ore. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Tempo in generale peggioramento, precipitazioni diffuse interesseranno la nostra regione nelle prossime 48 ore. Domani cielo molto nuvoloso coperto con precipitazioni diffuse anche di moderata intensità sul Cosentino. Temperature stazionarie. Domani poco mosso il Tirreno, Ionio mosso o molto mosso. Localmente agitato il settore più meridionale. Poco mosso il Golfo di Corigliano. Venti dai quadranti orientali moderati. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata.